Bene, iniziamo. Allora, buongiorno a tutti. Oggi, come sapete, dedicheremo questa nostra mattinata a Franz Grillparz e al teatro austriaco. Purtroppo non può essere con noi Rita Swanderlich, per cui diciamo non è annullato ma rimandato al prossimo anno il suo intervento sul Burgtheater di Jelinek. Mentre ringrazio di essere qui con noi i colleghi Riccardo Morello e Herman Dorwin, e non potrei essere in compagnia migliore per questa giornata su Franz Grillparzer, perché insomma, come diceva il professor Dorwin, siamo austro-ungarici, nel senso che il legame di entrambi con la letteratura austriaca, con il mondo austriaco, insomma, ha occupato tutta la loro vita di ricercatori, e anche lo stretto legame, gli studi su Franz Grillparzer. Il professor Riccardo Morello è professore ordinario di letteratura tedesca all'Università di Torino, e appunto si occupa di letteratura austriaca moderna e contemporanea da una vita. Nomino soltanto, in particolare poi anche di teatro, e oggi, non solo oggi, sono numerosi i suoi studi anche proprio sui rapporti tra letteratura e musica. Quindi insomma lavori ad ampio spettro. In particolare nomino solo alcuni dei tantissimi autori che hanno occupato i suoi studi di un'intera vita. Ovviamente Franz Grillparzer, a cui ha dedicato moltissimi saggi, ma Stifter, Hofmann, Stahl-Kraus, Amery, Urasoif, Thomas Bernhard, insomma, da tutti questi nomi capite che qui a Udine è a casa, perché noi, e anche sono molto contenta perché è la prima volta che viene a Udine, e quindi insomma siamo molto contenti che la nostra associazione biblioteca austriaca, e anche ci sono qua gli studenti, oltre che nel corso della triennale, anche gli studenti che studiano letteratura austriaca alla magistrale, perché abbiamo questo corso insomma di letteratura austriaca, con cui tra l'altro stiamo trattando proprio Grillparzer, e anche con gli studenti del secondo anno, per cui spero che quello che dirai insomma sia davvero un ampliamento delle poche notizie insomma che nel mio piccolo io ho cercato di dare. Lascio però subito la parola a te. Allora, anzitutto ti ringrazio i colleghi, l'Università di Udine e la Biblioteca Austriaca per questo invito che mi onora, e sì, è la prima volta che sono qui ad Udine. In realtà c'è un legame tra Torino e la letteratura austriaca, tu hai ricordato, perché a Torino hanno insegnato il qui presente Anton Reininger, Claudio Magris, ma se andiamo indietro nella storia, moltissimi studiosi di Grillparzer. A partire già dalla fine dell'Ottocento c'è una tradizione torinese da Vincenti, che è uno di quelli che hanno studiato di più Grillparzer, ma ancora prima. Quindi in qualche modo sono sul solco di una tradizione storica. Allora, questo tema piuttosto vasto, il teatro di Grillparzer e la letteratura in musica, vorrei partire. Ho messo la foto di Grillparzer che mi piace molto, quella di Angerer, forse perché insomma, tra gli autori che studiamo, quelli che sono nel periodo in cui esiste la fotografia, ci propongono un qualche cosa. Io credo che sia sul carattere, sulla personalità di Grillparzer rivelatrice questa fotografia. È una fotografia giustamente famosa, ma vorrei partire con questo. Sì, con questo, guarda, questo avanti, Sì, questo grazie, indietro. grazie. Allora, parto invece da questa immagine, questa celebre illustrazione di Moritz von Schwind, un pittore austriaco dell'epoca Biedermeier, che si trova in tantissimi libri di storia della musica e biografie schubertiane. È un disegno a seppia fatto nel 1868, quindi molti anni dopo, dopo gli avvenimenti, e rappresenta una serata in casa di Josef Ritter von Spaun, una di quelle che venivano chiamate abitualmente dagli stessi protagonisti Schubertiadi. Al centro si vede Schubert al pianoforte, accanto Vogl, il cantante che è stato il primo interprete di molti leader di Schubert, intorno la cerchia degli amici ed estimatori. Tra loro numerosi poeti come Meyerhofer, Seidl, Castelli,
tutti impiegati statali e poeti dilettanti, come era consuetudine nella Vienna del tempo. In seconda fila, ben riconoscibile con le mani conserte, Franz Grillparzer. E Moritz von Schwinn cerca, parecchi anni dopo l'avvenimento, di ricreare sul filo della memoria, diciamo così, l'atmosfera memorabile di quelle serate, radunando in un'immagine complessiva tutti gli intellettuali e gli artisti presenti a Vienna negli anni '20. Era il periodo immediatamente successivo al congresso di Vienna, l'epoca della restaurazione del cancelliere Metternich. A Vienna viveva Beethoven, e il più grande compositore tedesco del tempo, che morirà nel 1827, e il giovane promettente Franz Schubert, che lo seguirà pochissimi mesi dopo, nel 1828. Una morte prematura che ha privato la musica di tantissime possibilità, come recita un testo importante su di lui, no? Le promesse che Schubert in qualche modo aveva proposto e che poi con la sua morte prematura non si sono realizzate. L'atmosfera evocata da von Schwind è un intreccio di Geselligkeit e gusto del musizieren, un ideale connubio di musica ed espressione poetica in una società in cui alla musica era riconosciuto un ruolo centrale, non senza ombre, come mostrerà esemplarmente proprio Franz Grillparzer nel suo racconto più famoso, Der arme Spielmann, scritto poco prima della rivoluzione del 48. Su queste ombre voglio poi ritornare, perché mi è venuto in mente ieri sera una poesia, ma che posso anche citare fin d'ora, una poesia famosa di Grillparzer intitolata Abschied von Wien, che parla di questo carattere ambivalente del predominio della musica a Vienna. È quella che inizia con i versi Schön bist du, doch gefährlich auch. Sei bella ma anche pericolosa, du Capua der Geister, dove parla di Vienna in questi termini, e poi della natura che assorbe le energie di chi si lascia andare alla dolcezza del paesaggio viennese, e ancora la musica. Man spricht nicht, denkt etwa kaum und fühlt das Halbgedachte, man lebt in halber Poesie, dove c'è una critica a questa società che vive immersa nella musica. E certamente ci sono dei momenti in cui Grillparzer è perfettamente consapevole che la musica è l'unica vera arte tollerata dal sistema, perché evidentemente non pericolosa, perché non veicola delle idee e quindi non permette, anzi nasconde tutte le asperità, i conflitti in questa apparente armonia. Quindi c'è una critica di fondo in Grillparzer su questa dimensione della cultura austriaca, di cui lui però fa parte in tutto e per tutto. Questo racconto Der arme Spielmann, infatti, è una riflessione proprio su questo tema, ma vado oltre perché è mia intenzione di parlare del teatro. Davanti a questa immagine verrebbe da commentare con le parole usate da Goethe con Eckermann per definire la Weimarer Klassik, eine Epoche die so bald nicht wiederkehrt, cioè un'epoca in qualche modo irripetibile, un'affermazione che nella sua semplicità condensa la consapevolezza storica di essere stati protagonisti di una stagione irripetibile della cultura, una di quelle fortunate circostanze per cui alcune figure geniali, importanti, si trovano a interagire tra loro, rendendo un luogo e un'epoca, per un breve, talvolta per un più lungo periodo, davvero una dimora delle muse. Tale fu Vienna per la storia della musica moderna tra la fine del Settecento e la fine dell'Ottocento, e anche oltre. Franz Grillparzer è stato sicuramente testimone e partecipe di questa lunga stagione come poeta e drammaturgo dotato di un grande talento, ma anche di una non comune cultura musicale, questo va detto. Nato a Vienna nel 1791 e morto a Vienna nel 1872, Grillparzer ha sottolineato nella sua autobiografia il carattere destinale delle proprie origini. Nel 1791, l'anno della sua nascita, infatti, andava in scena al Theater an der Wien la Zauberflöte, il flauto magico, il grande capolavoro di Mozart. E il piccolo Franz imparerà a leggere proprio sulle pagine sgualcite del libretto della Zauberflöte
sulle pagine della Zauberflöte di Schikaneder, che è la cuoca di casa che era stata comparsa durante la prima rappresentazione, conservava gelosamente insieme ai libri di preghiera. Questo ricordo che Grillparzer inserisce nella sua autobiografia sottolinea la fascinazione di un testo che rappresenta davvero un condensato della tradizione viennese, perché Zauberstück, capolavoro di saggezza illuministica nello stesso tempo, e anche l'idea globale del teatro. Mi viene in mente adesso estemporaneamente, c'è una delle tante interviste che Thomas Bernhard ha rilasciato, dove lui sottolinea questo aspetto, ma per me la Zauberflöte è tutto, è teatro, musica, opera, è la somma di tutto, lì c'è tutto, l'inizio e la fine di tutto, teatro magico, fiaba, profondità di significati. Se uno vuole risalire alla radice del teatro austriaco in modo particolare, quello è il testo di riferimento, è il flauto magico. E nei ricordi di Parze c'è continuamente questo riferimento a questo teatro. E non è un caso che nella sua autobiografia campeggi proprio all'inizio questo mondo magico e fiabesco che segnerà tutta la sua vita. Pensiamo a dei testi come Der Traum ein Leben, che cita espressamente proprio la Zauberflöte, all'inizio in qualche modo è legato a questo testo. Quindi la madre di Grillparzer, va ricordato, era di cognome Sonnleitner, veniva da una famiglia di illustri giuristi, ma anche di grandi estimatori e cultori di musica. Era un'ottima pianista che trasmetterà al figlio una preparazione musicale di alto livello. E Grillparzer ha suonato per tutta la vita il pianoforte e anche il violino e ha dedicato in certe parti della sua vita molte ore all'improvvisazione, al pianoforte. La famiglia aveva rapporti con Haydn, più tardi con Beethoven. Lo zio di Grillparzer, Joseph Sonnleitner, intendente del Burgtheater, fu uno dei librettisti del Fidelio e grazie a lui Franz entrò nella cerchia dei più diretti estimatori di Beethoven. Scrisse per il maestro il libretto di un'opera romantica, Melusine, che poi ovviamente Beethoven non ha portato a termine, non ha realizzato, e la sua presenza è testimoniata da numerose annotazioni nei celebri quaderni di conversazione. Apro una breve parentesi, sapete che Beethoven soffriva, insomma, aveva problemi all'udito molto gravi, quindi gli amici che si recavano da lui da un certo periodo della sua vita in poi comunicavano con delle frasi scritte e questi quaderni di conversazione in parte si sono conservati, alcuni sono stati distrutti da Schindler, il primo biografo di Beethoven, per ragioni politiche sostanzialmente, perché sappiamo che Beethoven si esprimeva in maniera abbastanza critica, anzi più che critica nei confronti del governo, della monarchia, eccetera, e quindi alcune annotazioni imbarazzanti sono state eliminate. Però dai quaderni di conversazioni abbiamo per esempio le domande di Grillparzer al maestro, le risposte non sono conservate perché Beethoven parlava ovviamente, rispondeva all'interlocutore, ma ci sono le domande di chi gli faceva visita. È un documento molto interessante. Grillparzer è presente in parecchie di queste pagine. È interessante la sua ansia già fin dai primi anni di come affermarsi nel mondo del teatro, come realizzare di fronte diciamo alla stima che Beethoven aveva nei suoi confronti, e Beethoven pare che lo avesse consigliato di andarsene via dall'Austria, di abbandonare Vienna. È stata una delle grandi ossessioni di Grillparzer per tutta la vita, lo sappiamo, no? Che forse se lui non fosse rimasto a Vienna sarebbe diventato quel grande autore che riteneva di non essere, con un senso autocritico estremamente accentuato, ma questo fa parte della personalità dell'autore. Quindi i legami di Grillparzer con la cultura musicale del tempo, ricordiamo anche che nel 27 fu lui a scrivere l'orazione funebre in occasione della morte di Beethoven, e poi ci sono le Erinnerungen an Beethoven, i ricordi, eccetera. Ci sono moltissimi testi riferiti al maestro, anche se va detto che la cultura musicale di Grillparzer era, come abbastanza logico anche, è lievemente retrodatata, nel senso che la sua formazione era settecentesca, no? Quindi la musica di Beethoven, soprattutto del tardo Beethoven, risultava
estremamente difficile da comprendere, perché si rendeva conto della grandezza, ma come molti contemporanei, Beethoven, sappiamo, nelle ultime sonate, negli ultimi quartetti, si mangia tutto l'Ottocento in qualche modo, è un po' come il tardo Goethe, anticipa tantissime cose della modernità e soprattutto sul piano anche tecnico, eccetera, era di un'enorme difficoltà. Ricordiamo la difficoltà del quartetto, anzi a suonare gli ultimi quartetti, eccetera. Quindi anche Grillparzer qualche volta ha delle riserve, cioè non capisce tutto quello che Beethoven fa. E questo deve sempre riportarci alla scollatura inevitabile tra le diverse arti. Noi parliamo di romanticismo musicale, ma parliamo di anni 20-30 dell'Ottocento, quando il romanticismo letterario è molto precedente e viceversa. Quindi ci sono delle differenze, la cultura, e del resto la cultura musicale di Eta Hoffmann, per esempio, fa riferimento a Mozart, a Gluck e anche a Beethoven, certamente, però c'è questa differenza tra la musica effettivamente contemporanea e quella che cominciava a diventare già da allora la musica che si eseguiva, cioè quella storica. E ormai è passato il periodo in cui la musica era solo quella contemporanea. Da Mozart in avanti comincia la storicizzazione e quindi chiaramente si va indietro. Questo va tenuto presente. Quindi i legami con la cultura musicale sono importanti, ma è importante anche nel definire la natura del suo linguaggio poetico e drammatico. Occorre sottolineare la continuità esistente tra la produzione lirico-poetica e quella drammatica in senso stretto, anche perché i drammi di Grillparzer sono tutti scritti in versi, primo punto. E poi tenere presente che la sua collocazione tra il 7 e l'800 lo pone su un crinale, l'appartenenza a un orizzonte epocale in cui la poesia passa rapidamente da una dimensione prevalentemente oggettiva, diciamo così, Geselli, quindi dal punto di vista dei contenuti dominata dalla retorica degli effetti di ascendenza barocca, la poesia di occasione, ecco. E quindi il poeta come facitore di versi per occasioni pubbliche, soprattutto in Austria il librettista. E questo è molto importante per Grillparzer, perché se noi dobbiamo individuare un punto di riferimento formale del suo teatro, è proprio quello del libretto dell'opera, del melodramma settecentesco, che in Austria era principalmente nel Settecento ancora quello sul testo italiano, quindi mi riferisco chiaramente a Metastasio, eccetera, cioè questi modelli, che poi avevano avuto un'appendice molto diversa nel Singspiel, nell'affermazione del Singspiel negli ultimi anni del Settecento. Però certamente questa dimensione va tenuta presente. Nell'autobiografia i primi versi giovanili sono legati a un episodio proverbiale, la maledizione paterna. Il padre, Wenzel Grillparzer, che era un avvocato di formazione giuseppina, piuttosto burbero e severo coi figli, scoprendo che il figlio scrive segretamente dei versi, gli lancia contro una frase terribile: Du wirst auf Mist crepieren, che l'autore significativamente metterà in bocca al protagonista del suo racconto, per Arme Spielmann, il quale aggiungerà Die Väter prophezeien, wenn sie reden. Ed è una costellazione, quella della maledizione paterna, che tornerà poi in uno degli autori che ha amato di più Grillparzer nella letteratura, cioè Franz Kafka. Il verdetto, il famoso racconto il cui protagonista viene condannato a morte dal padre. Ecco, l'avete letto, quindi il riferimento è più che mai ad hoc. L'attività poetica di Grillparzer è legata al suo teatro e insieme sono legati a questa sfera intima e privata, diciamo, che però diventa una dimensione anche oggettiva della malinconia, che in qualche modo è determinante. E quindi proprio la personalità di Grillparzer in qualche modo è caratterizzata da questa dimensione. Ho parlato prima della fotografia di Angerer che lo ritrae da vecchio in questa posa dell'Alter Griesgrämige Hofrat, un carattere acido, questa è una definizione di Laube, una natura esacerbata e offesa dagli affronti della vita, questo guizzo ironico dell'occhio quasi irrigidito dal disagio del vivere, una burbera scontrosità che a tratti diventa quasi comica, questa è una definizione di Peter Handke, un nörgler, un temperamento tipicamente viennese, una sorta di uomo senza qualità ante litteram,
un odiatore di sé, un inconcludente per eccesso di intelligenza, ipocondriaco, malinconico, uno che nei diari non manca mai di evidenziare le proprie mancanze, le proprie sconfitte, che nel 1832, a 41 anni, annota sconsolato: Der Abend kommt das Alter, viene la sera la vecchiaia. Apparentemente un misoneista, un conservatore, un patriota austriaco indissolubilmente legato alla casa d'Asburgo. Sappiamo la famosa poesia Radetzky che tanto gli è stata rimproverata, che poi in realtà è una presa di posizione politica molto netta a favore di ciò che impediva la disgregazione dell'impero asburgico in quel momento. Sul piano umano lui non ammirava certo Radetzky, nei diari ci sono delle annotazioni molto critiche sull'uomo, eccetera, però ciò che Radetzky rappresentava in quel momento. C'è questo aspetto indubbiamente del patriota austriaco, ma anche una mente politica lucida, capace di vedere lontano, di diagnosticare i disastri del suo tempo, fedele alle tradizioni giuseppine delle sue origini, insofferente nei confronti del regime metternichiano, illustre vittima di censure e angherie come scrittore, come funzionario, uno che sceglie il silenzio, l'ironico distacco, covando dentro di sé un anarchico risentimento verso il mondo. Forse una delle definizioni più belle l'ha data proprio Joseph Roth: revoltirte niemals, rebellirte immer, und zwar aus konservativer Haltung. Ein reaktionär individual anarchist. Quindi e anche gli esordi teatrali di Grillparzer sono segnati da questo carattere e da questa presenza della malinconia. E non è certo casuale che tutta la sua parabola esistenziale sia sotto il segno di Saturno, come ho scritto io una volta, perché nato in gennaio, morto in gennaio, 15 gennaio, 21 gennaio, questa costellazione è stata decisiva non meno di Vienna, della città dove lui. Ci sono dei versi su questo, adesso non voglio dilungare troppo, però sul fatto del temporale: am 15. Jänner geboren, gestorben, ich weiß noch nicht wann. Kommt einst dir das Datum zu Ohren, so fügt zur Ergänzung in Hand. Sono nato il 15 gennaio, morto non so ancora quando, se saprete la data aggiungetela voi, noi la aggiungiamo, ma è sempre gennaio, sempre questo periodo. Chi meglio del temperamento saturnino, profondamente radicato nell'Hic et Nunc e consapevole della sua assoluta precarietà, poteva esprimere meglio questa saggezza, questo fatalismo? Io penso ai versi di Der Traum ein Leben, Schatten sind des Lebens Güter, ombre sono i beni della vita, ombre tutti i suoi piaceri, eccetera, questi famosi versi che parlano della inanità e che sono spesso citati come esempio diciamo, temperamento barocco, diciamo, di Grillparzer, cioè il riferimento al barocco. Per Freud la malinconia è spesso frutto di un'elaborazione luttuosa, conseguenza di precoci ferite. La vita di Grillparzer in effetti è segnata da lutti, conflitti familiari, profonde lacerazioni, difficile rapporto col padre, il suicidio della madre e del fratello. Quando muore il padre nel 1809, compromettendo l'equilibrio familiare e costringendo Franz Grillparzer a iniziare una carriera di impiegato statale, tutta un iter al Ministero delle Finanze fino a diventare il direttore dell'archivio, e questo aspetto del poeta burocrate che era tipico della intelligenza austriaca di quegli anni. Tutti i poeti di quell'epoca erano funzionari statali, chi lavorava alle dogane, chi lavorava al lotto, e si mantenevano, e che non essendoci un ambiente letterario era. E sappiamo che Grillparzer scriveva sul tavolo d'ufficio, no? Quando è andato in pensione si sono trovati tutte quelle che sono state definite Kritzeleien, cioè le annotazioni che lui faceva. Addirittura sugli atti c'erano degli epigrammi anche abbastanza feroci che lui annotava, erano valvole di sfogo, modi di reagire a questa costrizione, il poeta burocrate. Comunque, quando muore il padre, non casualmente inizia la carriera letteraria di Grillparzer. Il primo dramma non rappresentato, è stato rappresentato poi nel 1958 in epoca moderna, che è La Blanca von Castilien. Ecco, La Blanca von Castilien, che è il primo dramma effettivo, scritto da Grillparzer. Lui lo presentò allo zio, John Leitner, e il giudizio fu negativo, forse non a torto.
perché questo farraginoso drammone barocco risente molto dell'influsso di Schiller, il pathos, la retorica dei sentimenti, l'uso del Blankvers. Altro tema schilleriano è quello del contrasto tra inclinazione e dovere, ma Blanca è soprattutto la protagonista del dramma, una rappresentante della debolezza e della malinconia che anticipa i tratti della drammaturgia più matura. È forte il modello librettistico metastasiano, quello che avevo già citato a proposito. Infatti c'è un esergo nella Blanca che è una citazione di Metastasio. Contro i rei se vi sdegnate, giusti dei, perché non fate o più forte il nostro core o men aspra la virtù? I grandi temi dell'amore, dell'amicizia, del conflitto paterno rimandano a Don Carlos e ai Roiber. È un esordio forse modesto, forse scolastico, però nella Blanca serpeggia una consapevolezza drammatica che la collega al teatro della maturità. Il mondo appare come pietrificato e attanagliato dal dolore. Ci sono diversi significativi. In schönen Formen prange die Natur, zerrissen ist der düster schwarze Schleier der Freudentöterin Melancholie, der mir das Tränen schwere Augen füllte. Quindi la malinconia che opprime, che è come un velo che si stende su tutto. Anche la protagonista Blanca è oppressa dalla malinconia che avvolge con la sua ombra i lati belli e sereni di ogni cosa, lasciando scorgere solo quelli funesti. Scacciate questo sguardo perennemente rattristato, fisso a terra, che sembra voler seppellire se stesso e il suo dolore. Lo sguardo rivolto a terra è una caratteristica peculiare del temperamento malinconico. Ricordate la melancolia di Dürer, c'è lo sguardo verso terra, che è una caratteristica. Segno di saggezza, concentrazione, capacità riflessiva, ma anche di oppressione, pesantezza, fatica. La tendenza all'acedia, all'apatia, alla freddezza, alla pigrizia di cuore, tipiche del temperamento saturnino. Dalla Blanca von Castilien fino all'ultimo testo, il Bruderzwist, malinconia, atra, bile, furor, acedia, saranno nell'opera di Grillparzer una sorta di bordone, di pedale, posso dire musicalmente. Come ha scritto Benjamin, la malinconia, il Tiefsinn malinconico è un segno di una perdita della dimensione verticale trascendente, dunque fenomeno epocale legato a questa età, la Zerrissenheit, una generazione che vive l'epoca della restaurazione come il calare sull'Europa e l'immagine di Goethe, del gelo, di Saturno che sostituisce Marte, cioè Napoleone in qualche modo. Anche il secondo dramma di Grillparzer, e che è il suo primo grande successo, di Ahnfrau, eccolo qui, ho preso il rilievo del monumento di Vienna, no? Con le immagini della Ahnfrau, il grande successo di Grillparzer, 31 gennaio 1817, Theater an der Wien, un teatro storico, no, di Vienna, dove era andato in scena appunto già Zauberflöte, andranno in scena tantissime opere importanti della musica o della letteratura austriaca, è legato a questi temi. La cosiddetta tragedia del destino in realtà è un dramma modernissimo, l'anamnesi di uno stato patologico, di una malattia mentale, fa i conti con i meandri della psiche umana. Grande interprete di Grillparzer, Heinz Politzer, aveva intitolato Oedipus in Wien, il capitolo sulla Ahnfrau, proprio. Quindi è significativo. Grillparzer in qualche modo viene sempre indicato come l'iniziatore di queste tendenze, Trauma in Leben ovviamente per la dimensione del sogno e per Freud, e da Ahnfrau sicuramente anche ha questo elemento. Questa avola, la Ahnfrau del titolo, tanto somigliante alla nipote Berta da essere scambiata con lei, assume i connotati della messaggera di sventura, della novella Cassandra. La si vede errare lamentosa, giacché può solo predire ma non evitare i mali. Maghe e veggenti, da Medea a Libussa, popolano i drammi di Grillparzer, spesso imparentate con le parche. Tra i progetti drammatici solo abbozzati ce ne sono tantissimi. Va sottolineato che Grillparzer, il teatro che noi conosciamo di Grillparzer è una minima parte dell'enorme fucina di idee e di progetti che Grillparzer ha lasciato. Ci sono indicazioni per centinaia e centinaia di soggetti. Tra questi c'è una Cassandra, che lui poi non ha mai realizzato, e però è significativo perché chiaramente è una figura che ha sempre affascinato il poeta. Dopo questo esordio,
Grillparzer affronterà il drammatico conflitto tra arte e vita nella Saffo, nel terzo dramma importante, e poi la grande trilogia di Medea. Grandi figure femminili sempre in contrasto con primari maschili decisamente antieroici, mediocri, che spesso hanno un modello ideale nelle protagoniste delle scene operistiche di quegli anni. Medea, per esempio, vede la luce proprio quando nei teatri viennesi fuoreggiava la Medea di Cherubini. È indubbio del resto che il linguaggio di Grillparzer debba molto alla tradizione appunto del libretto settecentesco, i poeti cesari alla corte di Vienna con Metastasio, Apostolo Zeno, poi ancora da Ponte, Carpani, eccetera, e sul terreno dello Singspiel e dello Zauberstück, Schikaneder ovviamente. Grillparzer si ispira direttamente alla Zauberflöte nel Traumleben, come abbiamo già ricordato, ma poi rifarà continuamente riferimento a questo testo. C'è anche l'episodio che va ricordato, prima non l'ho ricordato, della Ludwig del 26, quando Grillparzer fu agli arresti domiciliari insieme ad altri letterati viennesi che si riunivano. Era una compagnia di buontemponi, tutto sommato, che facevano delle parodie, dei testi scherzosi, ma il regime metternichiano ovviamente era molto severo su questo punto. Poi forse ci sono state anche delle ragioni più personali per questo episodio. E in quell'occasione Grillparzer aveva scritto una continuazione ironica, parodistica della Zauberflöte, dove immagina i personaggi della Zauberflöte nella restaurazione. E quindi si sono dovuti adattare a fare dei mestieri umilianti, o insomma era una, in qualche modo una utilizzazione del testo della Zauberflöte in chiave parodica. Ma quali sono i modelli di Grillparzer? Ecco, se dobbiamo fare questa domanda più in generale. Non sono Goethe e Schiller, anche se sappiamo che nel 1826, in occasione della sua visita a Weimar, Goethe elogierà la Sappho come una sorta di pandan epigonale della sua Ifigenia in Tauride. E neanche, non so, i francesi, anche se Grillparzer si è ispirato a Voltaire al teatro francese. Un modello invece molto importante per Grillparzer è il teatro spagnolo. Ci sono una quantità enorme di scritti, i cosiddetti Spanish Studien, di studi spagnoli. Grillparzer frequentava la biblioteca di corte, impara lo spagnolo, legge Calderón e Lope de Vega, soprattutto Lope, che è un autore prolifico in maniera incredibile. Credo che Grillparzer sia stato uno dei conoscitori più fenomenali, perché ha fatto proprio gli excerti, i riassunti di interi lavori di Lope, e a più riprese ha dichiarato e ha scritto che il suo grande modello non era il teatro appunto classico tedesco e neppure Shakespeare per certi aspetti, ma su questo tornerò, ma il teatro spagnolo del Seicento, cioè del siglo dell'oro, che in qualche modo rispondeva alla sua visione teatrale. Il caso di Shakespeare è più complesso perché ovviamente c'è una grande ammirazione, un grande però è molto diverso l'atteggiamento di Grillparzer rispetto a quello dei tedeschi, dove la presenza di Shakespeare era fondamentale. Per esempio, l'intuizione di tanti aspetti, proprio da... Ecco, Grillparzer quando parla del teatro non è mai un teorico, è sempre uno che ha un rapporto diretto col mondo del teatro. Come altri autori, chiaramente non è che avesse molta consuetudine col mondo proprio del teatro nel senso degli attori. Sappiamo che spesso gli autori sono critici, Grillparzer stesso si esprimeva in maniera molto critica nei confronti della realizzazione dei suoi drammi. Però aveva un grandissimo rispetto del teatro fatto, realizzato, cioè il testo sta un po' a quello che è la realizzazione del teatro, come lo spartito che deve essere eseguito poi da un esecutore. E quindi il teatro è sempre quell'altra cosa che si fa. E anche qui l'essere molto sensibile ai risultati, il fatto che Grillparzer a un certo punto si sia, ne sentiremo poi dal collega Dorovin, a proposito della commedia, ritirato completamente dal pubblico dopo la caduta della sua commedia Vedem der Lucht nel 1838, è legato a questo aspetto, cioè il rispetto assoluto per la reazione del pubblico. C'è un punto, adesso non ricordo dove lui dice, ma l'ultimo impiegato che siede nel loggione capisce intuitivamente la situazione drammatica del dramma di Shakespeare meglio dei critici
che si rovellano sui testi, eccetera, perché il teatro è quella cosa lì che viene fatta in quel momento. Quindi l'attenzione per l'aspetto proprio teatrale, per la teatralità, che è molto importante, che si vede nei testi di Grillparzer, per esempio nelle didascalie, nelle osservazioni sceniche, no? Che sono molto pertinenti e molto legate proprio al mestiere del teatro. Ci sono cose stupefacenti, per esempio l'indicazione all'attrice nella Safo che deve arrossire, per esempio, a un certo punto per esprimere i propri sentimenti, o insomma, cose che sono legate proprio al mestiere teatrale. E quindi c'è poi una parte del teatro grillparzeriano che oserei definire sperimentale, e questa è la commedia di cui parlerà Hermann Dorowin, Weiden der Lüt, e che anticipa tutto un filone del teatro moderno fino a Schwierige di Hofmannsthal, e i grandi drammi della maturità, che Grillparzer ha scritto e non rappresenta, tenuto nel cassetto, e che avrebbe destinato idealmente alla distruzione, proprio come Kafka i suoi romanzi. Questo non è stato fatto, sono stati poi tirati fuori, realizzati dal Burgtheater dopo la morte dell'autore nel 1872. Il grande direttore del Burgtheater, Laube, che conosceva bene Grillparzer e che l'aveva frequentato negli ultimi anni, farà questo, però i grandi testi della maturità di Bussa, Judith von Toledo e Bruderswist rivoluzionano un po' il teatro, secondo me, anticipano tante cose del teatro moderno in questa mescolanza di drammatico, se non proprio comico, comunque grottesco, insomma. Pensiamo nel Bruderswist a certi personaggi come quello appunto del protagonista che è gottoso, che avanza fatica, che batte col bastone, si arrabbia, e insomma è un personaggio che potrebbe stare benissimo in una pièce di Thomas Bernhard o del teatro moderno. Lì Grillparzer va oltre questa dimensione, decisamente verso il Novecento. Quindi nell'insieme un teatro Unzeitgemäß, potremmo definirlo, inattuale, frutto da una parte di un ritardo, ma nel contempo anticipatore del Novecento. È un po' una posizione che tanti autori austriaci hanno avuto, no? Di venire da una tradizione in qualche modo in ritardo rispetto a quella che era la cultura tedesca contemporanea, nello stesso tempo però di scegliere di andare in direzioni nuove e diverse. Soprattutto il formidabile scavo delle passioni. Grillparzer è un impietoso rivelatore di quello che sta dietro a quello che diciamo, a quello che agiamo, quello che facciamo. Vorrei aggiungere una considerazione. Grillparzer è appunto uno scrittore genuinamente drammatico, per la ragione che ho detto prima. I drammi portati a termine rappresentano una minima parte, la punta di un iceberg di fronte a un enorme mole di idee, progetti, frammenti parzialmente realizzati. Kleist, come Kleist, proprio esattamente come Kleist, concepiva fulmineamente i suoi drammi partendo da una scena o da un'immagine pregnante. Lui lo racconta, per esempio, l'Ebrea di Toledo, è proprio quell'immagine iniziale in cui l'ebrea si inginocchia davanti al re, abbraccia le ginocchia e il re le guarda i seni. Vede la bellezza di questa donna, è affascinato, e quella immagine è l'immagine pregnante del dramma da cui si sviluppa poi tutto il discorso. Ma ce ne sono tanti altri, per esempio in Bruderswist l'immagine del vecchio gottoso appoggiato al bastone che tace, esprime il suo disappunto battendo i piedi a terra, e poi va sulla torre a contemplare il firmamento, e questa grande contrapposizione tra l'inanità di tutto il mondo, le passioni, eccetera, e invece la perfezione dell'universo. Questa tensione che arriva fino a livelli estremi, perché nel Bruderswist c'è il tema di nuovo di Saturno che divora i propri figli, quando il protagonista getta la chiave e consegna alla prigionia il figlio assassino, eccetera. Quindi c'è un momento veramente fortissimo, pregnante in questo senso. Oppure, appunto, ricordavo prima Militta che deve impallidire, il cui pallore rivelatore è la chiave di volta della gelosia di Safo. Oppure anche scene apparentemente così meno evidenti, ma che sono estremamente belle teatralmente. Nella Ester, Assuero, il re, assorto nei suoi pensieri, rimuove le foglie secche accartocciate del suo rigoglioso giardino pensile. E questo diventa un motivo ricorrente perché lui lo paragona al suo sforzo di
purificare il regno da tutto quello che non funziona, insomma, che non va, ed è un'attività assolutamente inutile, perché come hai tolto le foglie ce ne saranno sempre di nuove, e poi arriva quel monologo meraviglioso, questo sfogo di Assuero nei confronti della burocrazia, dell'apparato che gli impedisce di governare, di essere un sovrano come lui vorrebbe. Questo è uno dei grandi temi della drammaturgia di Grillparzer, che unisce appunto lo scavo delle passioni e però anche lo scandaglio di dimensioni invece più storico-politiche, che sono molto presenti nei suoi drammi con grande chiarezza. Pensiamo alla condanna del diritto che c'è nella Libussa, fa parte di questa visione della modernità come qualche cosa che in qualche modo attanaglia le energie degli individui. C'è lo sfogo di Libussa che dice a un certo punto: vorrei seminare cardi e spine, eccetera, e poi metterci sopra hier wohnt das Recht, qui dimora il diritto, perché che diritto hai tu? Hai solo doveri, no? Insomma, questo sfogo nei confronti di una società che reclama sempre i suoi diritti. Libussa vuole instaurare un regno dell'amore universale e anche una comunità di beni, ma nel momento in cui lo fa, poi la gente si lamenta, viene a reclamare la necessità di dividere il suo terreno da quello degli altri, il problema del comunismo in sostanza, e quindi si torna indietro e Libussa concederà al suo popolo un padrone che lo comandi, un re che fonda la città, inizia la civiltà e che si allontana da quella armoniosa comunità matriarcale che invece lei rappresentava. È un tema grandissimo, ci sono delle parti nella Dibus che sono meravigliose, in qualche modo sono la confutazione della Deutsche Classica, esattamente la confutazione dell'idea goetheana in modo molto evidente. E poi ancora un'altra immagine che io ricordo dei drammi di Grillparzer pregnante, nell'Ottokar, König Ottokar Glück und Ende, che è la celebrazione della dinastia degli Asburgo, perché il fondatore Rodolfo d'Asburgo, la sua sconfitta di re Ottokar di Boemia, la riunione delle due corone, un punto fondamentale della dinastia degli Asburgo, c'è quell'immagine della tenda con la luce dove appunto Ottokar si inginocchia davanti a Rodolfo e viene visto dai suoi, e quindi quello diventa un momento in cui lui ha ceduto di fronte all'imperatore. Sappiamo che nel dramma di Grillparzer poi c'è la celebrazione di Rodolfo, ma Ottokar incarna in qualche modo Napoleone. Napoleone, la riflessione su Napoleone, che Grillparzer ha anche scritto una poesia dedicata a Napoleone, no? Dove ci sono questi famosi versi: Das Fieber warst du einer Krankenzeit, sei stato la febbre di un'epoca malata. È un grande testo che potrebbe stare accanto al 5 maggio del nostro Manzoni, in una ideale, e insieme a Byron, no? In un'ideale costellazione europea su Napoleone. Ecco, quindi nella drammaturgia di Grillparzer ci sono molti momenti. Da questo spunto visuale, diciamo così, un'intuizione sintetica, teatrale, si sviluppa il dramma. L'autore ha, per così dire, il senso del teatro, basta vedere il ritmo, i tempi perfetti che caratterizzano la sua scrittura, e ancora la finezza delle didascalie, parche ma essenziali, il sapiente uso degli oggetti di scena, i cosiddetti requisiten. Pensiamo alla Libussa, alla collana di Libussa spezzata che poi deve essere ricomposta. È un gioco scenico, una trovata scenica, ma molto efficace sul piano teatrale, no? E di grande, e questo viene dal mestiere teatrale, sicuramente. Quindi, e poi ancora, e quindi, diciamo così, questa frequentazione del teatro lo spinge ad essere profondamente rispettoso del pubblico e delle sue reazioni, anche quando sono sfavorevoli, la commedia, e capace di innovazioni pionieristiche e di idee fulminanti, più di tutte da Trauma in Leben. Eravamo in un'epoca in cui non si era abituati alla dimensione onirica nel teatro. Quando a un certo punto nel testo batte l'orologio a pendolo e il pubblico si rende conto che quello che ha visto è un sogno, il teatro scoppiò in un applauso fragoroso all'epoca. Era una trovata teatrale grandiosa, questa di rappresentare un sogno come se fosse la realtà e poi ripiombare nella realtà effettiva. Quindi, pur nella consapevolezza
che il palcoscenico non potrà mai assicurare all'artista quella piena libertà che solo la musica riserva, come recitano i versi di occasione scritti nel 1826 da Grillparzer nello Stammbuch di un grande pianista e virtuoso, Ignaz Moscheles. E lui ha scritto questi versi che vorrei citare. Come tempi siamo? Sì, va bene, ci stiamo. Tonkunst, dich preise ich vor allen, höchstes Los ist dir gefallen, aus der Schwester Künste drei, du, die freieste, einzig frei. Ti lodo, oh, musica, ti celebro come la più alta tra le arti perché sei la più libera di tutte. La musica è più libera perché non ha la parola e quindi ha la possibilità. Denn das Wort, es lässt sich fangen, deuten lässt sich die Gestalt. Unter Ketten, Riegen, Stangen hält sie menschliche Gewalt. La parola si fa catturare, no? E le forme si fanno interpretare, invece quindi è possibile metterle sotto le catene, sotto i catenacci, imprigionarle, no? Il potere di Gewalt ha questa possibilità. Aber du sprichst höhere Sprachen. Tu parli una lingua più elevata, die kein Herrscherchor versteht, che il coro di quelli che governano, di quelli che comandano, non possono capire, non possono arrivare a capire. Ungreifbar durch ihre Wachen gehst du wie ein Cherub geht. Tu passi attraverso questi guardiani come un cherubino, no? In modo angelico. Tra l'altro cherubino mi rimanda a una grande poesia che Grillparzer ha scritto dedicata al personaggio di Cherubino in Mozart, che suscita la sua fascinazione. Darum preise ich dich vor allen in so ängstlich schwerer Zeit. Perciò io ti celebro innanzi tutte le altre arti in un'epoca così difficile. Schönstes Los ist dir gefallen, dir und wir sie dir geweiht. Cioè tu hai avuto la sorte migliore e insieme colui che si dedica a te. La libertà assoluta dell'arte, e qui viene da pensare ai grandi leader di Schubert, dei più celebri, An die Musik, che ha un testo modesto, diciamo così, retorico di Schubert che celebra Du holde Kunst, ma ha una melodia assolutamente eccezionale che va ben oltre questa dimensione di assoluta libertà dell'arte. L'elogio della holde Kunst si traduce in una struggente melodia, ma anche la beatitudine paradisiaca, appunto Cherubino, personaggio mozartiano che più ha affascinato Grillparzer, che gli ha dedicato una poesia. Potrei forse citarla perché mi pare qui, ma non ho il testo tedesco perché è una traduzione che avevo fatto io, che è la poesia del 1812, che chi sei tu che con ignota magia hai catturato gli abissi del mio cuore, che mai la luce dell'amore aveva sfiorato? Chi sei, creatura dolce e attraente? Sentimenti che dormono nel fondo dell'animo, li hai risvegliati magicamente, soggiogato il mio animo e non ho più né forza né volontà per liberarmi, eccetera, eccetera. Cioè il personaggio di Cherubino nella sua così ambiguità, no? Di ruolo en travesti dell'opera di Mozart, che suscita questi versi. Apparente contraddizione dei grandi drammaturghi, chi scrive per il teatro non può essere che scettico nei confronti del mondo teatrale e degli attori, anche gli autori moderni, penso alle tirate di Thomas Werner che le ha inserite nel teatro stesso, no? Queste imprecazioni contro la realizzazione. Anche Grillparzer, dopo gli iniziali insuccessi, il clamoroso insuccesso della commedia, rifiuta di partecipare alle prime dei suoi lavori ed si esprime spesso in maniera critica nei confronti degli interpreti. E c'è un passo dove lui racconta, dice, quello che io avevo pensato come un sogno diventa un incubo poi sulla scena, quindi non vado più a teatro, non voglio rivederlo. Eppure il legame stretto da Grillparzer con le scene non si interruppe mai definitivamente, neppure quando da vecchio se ne tenne lontano, destinando addirittura i suoi lavori alla distruzione, anche perché Grillparzer è stato il creatore di un linguaggio letterario specificatamente austriaco. Nella sua prosa si avverte la presenza dell'oralità. Questa è un'altra dimensione. A fine Ottocento Sauer, il curatore della prima edizione critica di Grillparzer, notava come la sua prosa apparisse punteggiata da, cito letteralmente, durezze, asprezze, oscurità di linguaggio e di stile, destinate però a dissiparsi
se si leggeva il testo ad alta voce, se lo si recitava. In effetti, ben prima che in Bernhardt, c'è nella scrittura di Grillparzer la tendenza a inglobare nello scritto i tempi e i ritmi del parlato, per cui la pagina scritta diviene una sorta di ininterrotto monologare, caratteristica quest'ultima largamente ascrivibile un po' a tutte le letterature mitteleuropee. Le stesse caratteristiche del suo eloquio, sottolineate dagli interlocutori contemporanei, abbiamo le testimonianze, la Ebner-Eschen, Littrow Bishop, per esempio, nei loro ricordi, che erano un insieme di amabilità, gentilezza, dolorosa franchezza da un lato e brusca freddezza, malumore, acidità, sprezza autodifensiva dall'altro, si riflettono nel suo stile che, come ha scritto Arno Dusini, non solo utilizza strategicamente l'oralità, ma denota una tensione immanente, una continua sfida, quasi un risentimento e una lotta con la scrittura. Qui va ricordata la grande critica nei confronti di Grillparzer di Krauss, che a un certo punto nelle sue annotazioni diceva sì, una lingua vecchiotta, eccetera, insomma metteva un po' in rilievo questi limiti. Ma c'è una frase di Grillparzer che vorrei citare del 1828. Sono un poeta dorico, non mi importa un fico secco della lingua dei sapientoni di Lipsia e dei maestri di Dresda. Io parlo la lingua del mio paese. Oh, mi rendo conto di essere l'ultimo poeta in un mondo prosaico. Gundolf ha bollato questo linguaggio grillparzeriano, quasi sempre una parete divide le parole dal tono che le appartiene. Ma Gundolf non si rende conto che proprio questa osservazione certifica la modernità di Grillparzer, la profonda consapevolezza della distanza che separa il linguaggio dalla realtà, uno dei grandi temi che verranno fuori nella commedia. Una consapevolezza che anticipa la fine secolo e le sue riflessioni sui limiti del linguaggio. Di qui la nostalgia per la perfezione della musica, preclusa appunto il linguaggio. Come molti anni dopo, nella una famosa intervista nel film del 1973 a Roma, l'ultimo, Ingeborg Bachmann nel suo salotto col sottofondo di Mahler dice: beh, se non avessi, mi fossi dedicata alla poesia, mi sarei dedicata alla musica, avrei fatto composizione. La stessa cosa si potrebbe dire in fondo di Grillparzer, che la cosa più congeniale sarebbe stata questa. E lui continuò a coltivare la musica, suonando per ore il pianoforte. Avrebbe potuto testimoniare l'analogia tra queste dimensioni apparentemente distinte della creazione artistica, il tema delle arti sorelle in qualche modo. Thomas Bernhard per la voce, anche lui, un famoso testo, Alte Meister, a questa tematica, dichiarando che per scrivere ciò che conta di più è l'orecchio e che l'arte perfetta è impossibile, ma se esistesse sarebbe comunque disumana. Un'affermazione che anche Grillparzer avrebbe sottoscritto. Non a caso nel 1826, Grillparzer è stato un grande viaggiatore a Parigi, a Londra, e nel 1826 va a Weimar, un viaggio, era ancora vivo Goethe ovviamente, e lui va a trovare Goethe e in questo celebre viaggio rimane colpito sgradevolmente dalla grandezza olimpica di Goethe, fredda e museale. E cosa fa? Alla fine rinuncia al terzo incontro con Goethe, ne ha due, uno ufficiale, una cena ufficiale in cui Goethe è imbustato con l'ordine, eccetera. Poi uno più privato in cui gli appare come veramente, nel suo giardino, lo riceve. Poi dovrebbe vederlo una terza volta, ma lui scappa, va a casa di Hummel, il Kapellmeister di Weimar ovviamente, che lo invita a un buon pranzo viennese e finalmente può parlare la sua lingua e non l'odiato sassone, eccetera, che sente intorno a sé, e ascoltare Hummel improvvisare al pianoforte delle magistrali variazioni sul tema del Posthorn sassone. E questa giornata di Grillparzer secondo me è ideale, cioè parte dall'incontro con Goethe, poi se ne discosta in maniera molto decisa e sceglie quella che è la sua dimensione, apparentemente domestica, più dimessa, ma in realtà estremamente connessa con l'arte, perché le variazioni di Hummel sono un miracolo di inventiva musicale e lo riportano ad una dimensione che era la sua. Ecco, credo che di poter finire su questo e poi eventualmente se verranno altre domande sono a disposizione. Grazie.